Va ora in onda la rassegna stampa. Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che è vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo. Il governo è come un essere umano. A me che mi ha dato più fastidio, sai che cosa? Sono stati gli applausi che secondo me sono registrati, non sono veritieri, però gli applausi a questa scemenza sparata dal collega Giannini, e quelli che se la ridono e se la cantano sulla 7, lo sapete, ci sono trasmissioni fatte così. Oddio, non è che su Rete 4, su Rete 4 sono quasi sempre comunisti che parlano, quindi buongiorno. Sì, oggi abbiamo voluto cominciare con questa polemica, visto che ieri pomeriggio è esplosa sui social e anche questa mattina sui giornali. Non è niente male. Buon mattino da Sammy Varino. Oggi Simone è stregato dalle nostre sigle. Prima cantava il Va Pensiero, e devo dire è una notizia, nella versione pianistica di Davide Piero Runcini, mi scrivono persone e dicono che bella versione, dove posso trovarla? Davide Piero Runcini, trovate facilmente su YouTube questa bellissima versione, e poi chiaramente i gattini di Rossini, allora stava dando da mangiare ai gatti. Capite anche che la rassegna stampa di Sammy Varin fin dalle prime note vi strega, sono uno stregone, o se preferite sono Mago Varin. Benvenuti su Radio Libertà, certo un'altra giornata di informazione, di controinformazione, di disinformazione secondo qualcuno, adesso che hanno spento anche BioBlu non c'è più, e tu dici sei sadico perché voi avete spento un anno prima, no? 252, loro adesso hanno spento il 262. Guarda che non è una bella notizia, perché vuol dire che l'informazione alla fine ce l'hanno in mano soltanto i colossi, quelli che... E mi sembra un po' di ritornare indietro nel tempo, quando facevo le radio private, quelle commerciali, e ci accorgevamo effettivamente che questi grandi colossi tendevano a rubare la pubblicità, a convincere le agenzie che bisognava fare pubblicità solo sui loro canali. E le piccole radio, io sono sempre stato un frequentatore di piccole radio, perché mi piace il territorio, mi piace conoscere gli ascoltatori, incontrarli ogni tanto, parlarci, sentirli proprio, capire di che cosa hanno bisogno. Per questo che mi hanno messo qua a fare sta cavolo di trasmissione di rassegna stampa, perché in tanti anni di radio Sammy Varin ha capito che cosa vuole la gente, o almeno così pensa chi mi ha dato in mano la rassegna stampa probabilmente. Fin dai tempi, certo, c'era questa cosa di rubare tutto quanto ai piccoli per dare ai grandi, agli importanti, eccetera. E la faccenda che abbia chiuso BioBlu è emblematica, così come qualche tempo prima anche noi abbiamo dovuto spegnere il canale televisivo 252 per mancanza di fondi. Certo, perché noi viviamo grazie al vostro aiuto. Certo, pubblicità quasi niente, proprio perché è difficilissimo trovarla. Poi una radio come la nostra, essenzialmente politica, anche se non vogliamo cambiare la testa a nessuno, ma ci rivolgiamo a chi mangia pane e politica la mattina, non è semplice. Sei qui a chiedere soldi, Sammy Varin, dillo subito. No, io certo lo dico a chi ci sta guardando adesso su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier, ad esempio. Se avanzano 5 euro, mi raccomando, sito internet radiolibertà.net, cliccate in alto a destra dona ora e con una carta di credito potete darci quello che potete. La stessa cosa anche attraverso
gli uffici postali, certo, conto corrente postale 37671294, il gioco è fatto, 37671294. Grazie. Partiamo con un giro di prime pagine perché è arrivato Rubio, non so se l'avete sentito sta cosa, perché rido? Perché è da 15 giorni, no? Che ogni giorno, perché adesso arriva Rubio in Italia. Ieri ha parlato con il Papa, ok? Fin qui ci siamo. Allora, oggi ci sono paginoni, ma di più, ogni su questa cosa, oltre che naturalmente su Garlasco, eccetera. Io proprio perché mi scegliete, scelgo di parlarne poco di ciò che tutti parlano, sappiatelo. Nello stesso tempo non c'è la notizia, cioè io l'ho cercata stamattina, sono arrivato qua prima delle 5, devo esagerare adesso, non c'è la notizia, quindi vediamo insieme qualche prima pagina. Corriere: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Monito del Papa a Rubio, Repubblica: lavorare per la pace. Sulla Stampa: andiamo in pace. Bellissimo, questo è il più bel titolo secondo me sull'argomento, e andiamo in pace è proprio la chiusura della messa, no? Però la Stampa ha un altro titoletto che lo amiamo, anche perché lo scrive solo lei: Conti. E chi è sto Conti? Conti nel senso dei soldi, ok? Bruxelles apre all'Italia. E questa è una cosa che ci piace tanto, come la caramella Dufour. L'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen: azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri, virgolettato, ma il titolo è Conti, Bruxelles apre all'Italia, con Dombrowski che parla sulla Stampa. Ho visto Giorgetti, sai che ogni tanto capita anche a me di avere apparizioni. Ho visto Giorgetti, l'ha visto davvero sull'uscita della procedura. Decidiamo in autunno. Simone, ci fanno uscire dalla procedura. Qualcuno si incazza, perché sai che eravamo lì al pelo, proprio i decimali, ma ancora meno. Oh, qualcosa si muove. Quindi la Stampa, signori, ci dà una bellissima notizia. Io sono contento oggi di essere qua in onda con voi, perché vi do questa cosa che non lo scrive nessun altro, va bene? Nessun altro. Vediamo altri giornali, certo. Cosa vi leggo? Il resto del Carlino. Papa Rubio, Papa Rubio, è un Papa Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. Il resto del Carlino. Il Messaggero: il Papa Rubio avanti per la pace. Vedete, anche insomma è stato un colloquio assolutamente interessante. Il Giornale: Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace. E questa cosa dell'ulivo della pace, la penna, eccetera, ci è piaciuta molto. Libero, me ne frega assolutamente niente, il titolo è su Garlasco: e ora liberate Stasi. E in centropagina: l'Interpol smonta il caso Minetti. Pare che sia tutto regolare. Scendo ancora. Il Tempo è carina, è la prima pagina del Tempo. Peacemaker, Peacemaker, ok? Uno dice: ma che qualcuno c'ha il peacemaker? Cioè, non lo so, e cosa te ne frega? Peacemaker, cosa vuol dire? Daniele Capezzone, il suo editoriale: il Papa e Trump sono americani e parlano la stessa lingua, eppure serviva un interprete, un facilitatore, un pacificatore, ruolo che si è ritagliato Rubio. Sto Rubio non sapeva di niente, adesso qualcuno mi ha scritto ieri: lo faranno governatore di Cuba? Ma visto che lui è di origini, no, non lo so, ma magari lo candidiamo qui in Italia, anche se l'incontro di ieri è andato bene e si annuncia con buoni auspici anche quello di oggi con Meloni, perché oggi vede la Meloni Rubio. Risultato possibile?
sinistra nel panico, governo italiano avanti e Rubio candidato alla Casa Bianca nel 2028. Signori, Daniele Capezzone, mago Capezzone, prevede questa cosa. Questo il quotidiano Il Tempo di quest'oggi. Ma lo sapete che il meglio deve ancora venire? Lo so che siete lì che aspettate il vostro giornale di riferimento, senza il quale non arrivate in ufficio, non scendete da quell'auto. C'è qualche bastardo che mi spegne tra poco perché giustamente arrivate in ufficio e bisogna iniziare a lavorare, no? Ricordate che questa rassegna stampa va in replica anche la sera, dalle 20 alle 21, e poi la trovate su Facebook e su YouTube, basta scrivere Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Inoltre sul sito radiolibertà.net trovate il podcast, questa cosa tanto di moda che si può scaricare o riascoltare quando cavolo volete. L'unità tra Rubio e il Papa, solo gelo. Il Vaticano sceglie il silenzio stampa. Proprio per questo anche faccio a meno di leggervi le decine e decine di paginoni che ci sono su tutti i quotidiani, perché è tutto inventato, capito? Non c'è la notizia, magari uscirà più avanti. Per il momento non c'è e quindi diamo ragione questa volta all'Unità, non era mai successo. Il Domani, Leone e Trump non fanno pace, scrive Domani. Iran, il mondo spera per Hormuz e chiaramente speriamo tutti noi perché vorremmo capire se prenotare le vacanze oppure no. Attenzione al Manifesto, questo è uno dei titoli che fanno godere gli amici di sinistra. Il nero vince. Avete capito? Il nero vince. Ma qual è il nero? L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo, qualcuno ha scommesso $1 miliardo sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori, quindi il nero è il nero del petrolio, ma anche il nero è di chi fa quelle cose lì brutte, tipo come insider trading, hai fatto insider trading, avevi detto cose che voi. Fatto sta che questo è l'incontro tra la nostra realtà e chi specula sulle sfighe altrui. Certo è che a sentire poi quello che c'è nelle pagine interne in Europa non c'è da avere così tanta paura, state tranquilli, non finirà il petrolio per gli aerei, al massimo cancellano qualche volo, ma niente di che, insomma non c'è tutta questa paura, almeno oggi sui giornali. Sempre sul Manifesto, che è il vostro giornale di riferimento, €1,50 si potrebbe anche comprare una volta. Incontro di 45 minuti, buoni propositi, ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Il Papa e Rubio, senti qua, cortesemente distanti. Leggiamo cosa scrive il Manifesto. Incontro di 45 minuti ieri in Vaticano tra Papa Leone e segretario di Stato USA Rubio. Per la Santa Sede è stato amichevole e costruttivo, cioè non si sono picchiati. Fonti statunitensi parlano di relazioni solide e di un impegno comune per la pace. Stupendo. Dietro al linguaggio felpato della diplomazia si intravede il dato politico. L'udienza ha avuto la funzione di congelare una tensione crescente. I calibrati comunicati finali sono serviti a contenere lo scontro aperto tra Trump, anche se le divergenze restano. E infatti tra i temi del colloquio c'era la situazione a Cuba. E abbiamo tanta pena per chi vive in quel paese. Ma dopo poche ore gli USA hanno annunciato nuove sanzioni contro il paese. Peggio di così, cosa gli vai a rubare il santino in casa? Oggi Rubio vedrà Meloni. La Premier considera positivo il fatto che sia comunque calata la tensione con il Vaticano e si mette in scia. Questo il quotidiano Il Manifesto, perché poi dite che io non leggo alcuni quotidiani, ma per favore andiamo sul Secolo d'Italia. Secolo d'Italia è quello che effettivamente sta più
attinto ai social negli ultimi giorni e in effetti attingendo ai social, so che molti di voi proprio non li guardano e fate bene, molti di voi non guardano neanche i telegiornali e sto per dire la stessa cosa. Senti chi straparla, questo è il titolo del Secolo d'Italia e guarda le foto, lo dico perché siamo anche in radiovisione, se accendete sul sito radiolibertà.net il vostro computer o se guardate Facebook, YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, oltre al vocione di Sammy Varinone ci sono anche le immagini dei quotidiani. Senti chi straparla e si vedono tre personaggi che molti di voi conoscono. Dalla gaffe di Giannini sui disabili, la chiama gaffe, alle fake news di Ranucci, opinion leader in crisi, Antonio Rapisarda. La correlazione ormai è chiara. Quanto più Giorgia Meloni risulta politicamente stabile, tanto più i suoi detrattori in servizio permanente continuano a rivelarsi instabili. A proposito, oggi sapete se ricomincia Crozza, a proposito di detrattori, perché si è fatto le vacanze, eccetera, cioè quello, ma trova la scusa, qualunque cosa, basta, sparisce per mesi, no? E, a proposito di detrattori, lui è uno di quelli specializzati, però almeno ogni tanto ci fa ridere. L'ultima della lunga serie, la sparata in diretta TV Massimo Giannini, che è quello che vi ho fatto sentire in apertura di rassegna, il quale per attaccare la longevità del governo ha pensato bene di paragonarla alle condizioni di un disabile cronico. Siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a 100 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Parlava del governo, ragazzi. Se un essere umano passa gli ultimi 20 anni su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che sia vissuto tanto. Questo è il virgolettato, questa è la frase che sentite su tutti i social. Ieri pomeriggio è scoppiato veramente un casino sui social di centrodestra. Un'enormità, scrive oggi questo quotidiano, Il Secolo d'Italia, rispetto alla quale, dopo la sollevazione delle associazioni, del ministro per le disabilità Locatelli, di molti esponenti del centrodestra, della medaglia d'oro al valor militare Gianfranco Paglia, che ha detto la vita è unica a prescindere se si è disabili o meno, la mia non è una vita inutile anche se sono da 33 anni in carrozzina. Dopo un casino che è scoppiato ieri pomeriggio, il commentatore è stato costretto a scusarsi. Scusarsi è un parolone, Oltre Giannini sono tanti a mostrare un certo nervosismo. Ci limitiamo a segnalare l'ossessione di Tommaso Montanari con incredibile sovrapposizione politico-iconografica mostrata dallo storico dell'arte al concerto del 1° maggio di Taranto tra Mussolini e Meloni. È stato il turno poi di Sigfrido Ranucci con la clamorosa bufala su Carlo Nordio a Rence Cipriani, sparata come notizia da verificare, e adesso lo prendiamo un po' tutti quanti, sparando cazzate in mani, no? Cioè, secondo me Simone va con Francesco. Sì. Secondo me sono un po' gay entrambi, ma è una notizia ancora da verificare, Simone. Io te l'ho detta, però la sto verificando. Ci vuole la prova del gay. Come faccio a sapere se Simone e Francesco sono gay? E non lo so, questa è una cosa, scherzi a parte, che mi sono sempre quando l'immigrato si dichiara gay, ma qual è la prova? La prova provata? Mi sapete aiutare? Non ve l'ho ricordato, vi ricordo che siamo in diretta 7:49. Chi mi segue in diretta può scrivermi un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Qual è la prova che uno è gay oppure no? 340 6709 659. Niente volgarità, niente volgarità, per favore, che siamo a venerdì, va bene, c'è una rassegna un po' più allegra, non siamo bacchettoni li abbiamo già sentiti lunedì. Ok, dicevamo che Rence Cipriani. A seguire, scriva ancora, signori, questo è il Secolo d'Italia, è il Secolo d'Italia. A differenza del conduttore di Report,
le mancate scuse di Bianca Berlinguer, che ha fornito al collega il palcoscenico di Carta Bianca. E anche qui, signori, abbiamo riso e ancora ridiamo, perché Carta Bianca praticamente se lo guardano tra parenti, amici e i tecnici eccetera, in regia eccetera, non lo guarda più nessuno. E ovviamente, aggiunge ancora, la campagna contro la grazia presidenziale a Nicole Minetti del Fatto Quotidiano, con l'obiettivo principale proprio guardasigilli, smontata suggestione su suggestione dai fatti. E devo dire, oggi ci azzecca davvero il Secolo d'Italia, merita il vostro acquisto, anche perché penso che sia quello che costa in assoluto di meno, €1 per comprare il Secolo d'Italia, cioè manco quelli straccioni del Manifesto, ragazzi, €1,50 il Manifesto, €1 il Secolo d'Italia, 5 € Radio Libertà per aiutare Radio. Ok, facciamo proprio. Siamo dei mendicanti questa mattina. No, fa impressione, chiaramente. BioBlu che non c'è più e Radio Libertà che va avanti. In questo momento stiamo tutti toccando l'argenteria. Bene. Sto guardando se c'è. Vabbè, il mattino, benvenuto Leone, perché giustamente ci sarà questa visita. Avvenire, vi leggo Avvenire, che ha uno di quei titoli come per dire, non so che cacchio scrivere, che titolo mettiamo questa mattina? Leggiamo insieme: Impegno comune. Questo è il titolo di Avvenire di quest'oggi. Incontro, virgolettato, cordiale, nel senso che non si sono picchiati, appunto, tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Quindi ci vuole la clava? Punto di domanda. Dai, stiamo un po' ridendo, signori, questa è l'apertura di Avvenire. Come vi dicevo, se Avvenire, che è il giornale di ispirazione cattolica, apre così, vuol dire proprio che non c'è niente, non c'è, è assolutamente inutile che vi parli dell'argomento. Intanto sto guardando, stanno arrivando decine di messaggi. Ho detto qualcosa che non va, Simone, no? Perché quando mi arrivano tutti sti messaggi insieme vuol dire io non me ne accorgo, no? È un po' come la storia del Sammy Varin nella calamita. Io ho sparato sta cosa che non mi ricordo di averla mai detto e adesso tutti vogliono la calamita con l'immagine di Sammy Varin, non so ancora quale, e con scritto sotto Mai Mulà, che è la classica frase leghista che si è sempre detta qua in via Bellerio, nel senso che qualunque cosa accade si va avanti, ok? E vale per tutti noi, ragazzi, belli e brutti, bianchi e neri, eccetera. La calamita costa troppo, mi ha detto Grimoldi, 5 € verrebbe a costare fare questa calamita. Ma io gliel'ho detto, Grimoldi, ma la vendiamo a 6 €, non di più, o chiediamo un contributo volontario di 10 € per aiutare la Nosarà, ma non possiamo non fare la calamita con l'immagine di Sammy Varin. Anzi, io propongo una mozione, di più una pozione. Fatemi sapere al 340 67 09 659, anzi cominciate già a ordinare la calamita da mettere sul frigorifero, è minimo, l'attacchi al forno microonde, in macchina, te l'ho detto, non c'è più niente di metallico, è molto difficile. Sulla Vespa forse sì, c'è qualcosa di metallico sulla Vespa? Dice subito di no, mica che gliene rifilo una con la faccia di Sammy. No, e Simone è rimasto colpito ieri dalle Pussycat. Pussy Riot, le tette delle Pussy Riot, ragazzi, mi sa che quando esce di qua va a fare un giro alla Biennale, Simone, col suo Vespino a caccia verso allo stand della Russia, of course, vodka per tutti, e magari incontri Matteo Salvini, perché oggi Matteo Salvini sarà lì, li visiterà tutti quanti. Da dove partiamo? Dai, non c'è che l'imbarazzo della scelta, non c'è un cacchio oggi, ve lo dico, ho fatto una scelta molto selezionata, proprio perché è difficile trovare argomenti che uno dice vabbè sì, ti parlo di Garlasco, andiamo avanti fino a domani parlando di Garlasco. No, invece oggi faccio una cosa che non ho mai fatto, ma c'è un motivo se la faccio.
parto da Repubblica. So che questa cosa mi costerà una perdita di ascolto notevole, perché a quel punto girate direttamente su Radio Popolare, che almeno avete le notizie fresche, no? Solo da Repubblica. No, dai, ridiamo un po'. Dicevamo, monito del Papa Rubio, lavorare per la pace, titolo principale. L'incontro per chiarirsi dopo gli attacchi di Trump c'è stato, e questa è una notizia, ma lo scambio di idee tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio sulle guerre in corso non cancella le distanze. Fermo il monito del Papa, bisogna lavorare per la pace. Tensione su Cuba, prossimo obiettivo di Trump. Sui dazi la Casa Bianca minaccia ancora l'Europa. Avete sentito, è arrivato un altro ultimatum entro il 4 luglio, eccetera. Ma sono le solite chiacchiere, tu ci credi? Ma per favore. Maurizio Molinari dice una cosa stupenda, e per fortuna Molinari c'è: ricucire non è facile. Bravo Molinari, mica come Giannini. Oh, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. E ormai su questo Sempio, signori, ne stanno sparando di tutto, ragazzi. Se entrate all'interno delle pagine ti raccontano, e lui guardava i filmetti Osè e si è fatto dare le foto a 100 euro per le foto un po' pornine, faceva anche autoerotismo. C'è uno sputtanato in questo modo, non gli rimane che andare in prigione, basta. Ma che cazzo vuoi fare nella vita? Mai come Stasi, chiaramente, che adesso invece vogliamo liberare, ok? Se ne parla, certo. Michele Ainis, costituzionalista, ma cosa c'entra? La giustizia e l'errore, il suo articolo oggi sul quotidiano Repubblica. Ma c'è anche Minetti. Primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla Grazia, nessuna retromarcia per ora sulla Grazia Nicole Minetti. I primi risultati delle indagini non hanno evidenziato nessuna irregolarità. A gennaio io mi avrei messo alcuna, no, vabbè, ok. A gennaio il giudizio dei magistrati era stato positivo, poi il fascicolo era passato al Ministero della Giustizia Quirinale, che il 18 febbraio aveva concesso la clemenza. Dopo le verifiche chieste da Mattarella sono partite altre indagini affidate all'Interpol per scavare tra Spagna e Uruguay nella vita dell'ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani. La decisione definitiva è attesa la prossima settimana. Non è successo niente, ma intanto il Fatto Quotidiano si è fatto una pubblicità, ragazzi. Le mappe di Ilvo Diamanti, ragazzi, ve lo devo dire, siamo su Repubblica, è Ilvo Diamanti, è venerdì, vorreste passare un buon weekend, lo sarà sicuramente almeno oggi, se cominciate oggi il weekend, perché poi Mago Varin prevede di nuovo acqua sul nord. È possibile sta cosa? Intanto oggi su Milano c'è una bellissima giornata, alzate il culo, uscite di casa per favore, e soprattutto se uscite subito non sentite la brutta notizia che sto per darvi. È Repubblica, ve lo ribadisco e discoriba. Fratelli d'Italia e Lega in calo, parliamo di sondaggi, cresce a destra l'allarme Vannacci. Non è cambiato molto l'orientamento politico degli italiani negli ultimi mesi, nonostante l'esito del referendum sulla giustizia. I magistrati, voluto dal governo e bocciato dai cittadini, loro ci speravano, ma abbiamo capito che è andata a votare della gente che non sapeva neanche chi c'è al governo, e hanno votato per protesta. No, hai capito? Tipo i bambini. No. Oh, una situazione diversa dal 2016, quando la riforma proposta dal governo Renzi per il superamento del bicameralismo venne bocciata e causò le dimissioni del governo. Insomma, Ilvo Diamanti un pochino gli dispiace sta cosa. Fatto sta che nella prima pagina non ti porta da nessuna parte, ma poi tra poco entrerò all'interno di Repubblica e vi dirò quanto prenderebbe Vannacci, il traditore, il generale Vannacci, di cui noi siamo innamorati chiaramente, perché come ogni innamorato tradito va avanti ad amare la propria ex fidanzata, anche se mi riprendi un attimo,
tette. Cosa sto facendo? No tette, corna, sto facendo le corna, signori. Ci ha fatto le corna Bannacci, ma lo amiamo lo stesso, soprattutto se rimane nel centrodestra, anche se i sondaggi dicono che avrebbe parecchi voti. Attenzione, sono i sondaggi di Ilvo Diamanti di Repubblica e sapete, se Repubblica, come tutta la sinistra, è ben felice quando ci si separa, ci si disgrega, nascono partitini, ci facciamo le leghe, perché tutto questo non serve assolutamente. Sì, c'è una goduria personale, l'autoerotismo è una cosa stupenda, lo pratichiamo tutti quanti, però alla fine che cosa ha finito? Vai pure con la pausa, sì.
qualcuno che si sta lavando i denti. Non so perché questo ritmo lo sento, mentre mi lavo i denti, ascoltare Eleonora Del Grosso con Siciliana, una rielaborazione in chiave jazz di questa celebre composizione classica di Bach, un soave connubio tra pianoforte, contrabbasso e batteria, bella lunga, bella bella, che trovate facilmente su YouTube. Basta scrivere Eleonora Del Grosso Siciliana. E buongiorno anche alla Sicilia, ben collegata con Radio Libertà nella banda DAB della radio. Ricordate, se avete un'auto recente o avete comprato recentemente una radiolina in negozio, controllate, oltre alla banda FM c'è anche la banda DAB, DAB, e qui trovate un fracco di radio nuove che trasmettono musica diversa rispetto alle solite. C'è quella tutta musica anni 70, quella jazz, quella rock, quella country, e ce n'è anche una che parla tanto tanto, e siamo noi, Radio Libertà, in nazionale nella banda DAB, cioè significa onde elettromagnetiche, non dovete utilizzare l'internet, capito? Niente gigabyte, niente problemi di ma magari sono lo stesso perché sono onde elettromagnetiche, però c'è un audio bellissimo. Stessa cosa nell'auto, se girate per lavoro schiacciate DAB e ci portate dappertutto, è molto molto comodo, e soprattutto quando va la musica c'è un audio incredibile. Buon mattino da Sammy Varin, rassegna stampa tra virgolette, lo sapete, una chiacchierata tra amici o a volte anche tra nemici. Cerchiamo di mettervi sul tavolino gli argomenti del giorno senza menarvi il torrone più di tanto, ma vediamo che cosa ci scrivete, perché i vostri WhatsApp al 3406709659 influenzano molto questa radio. Questa è una radio che vive anche grazie a voi ascoltatori, a parte l'aspetto monetario che vi chiedo sempre, sono veramente un mendicante del mattino, ma è quello che voi ci dite anche in diretta, poi finisce sul nostro sito internet e provoca anche dei cambiamenti di programmazione mica da ridere, perché il vostro pensiero è importante, è un laboratorio politico la nostra radio, collegata molto fortemente alla politica di governo e non soltanto, per cui se siete lì tra il gnacca e il petacca, fateci un WhatsApp con il vostro pensiero su qualunque argomento, inviatelo al 34067 09659 senza paura, proprio come il clan della manifestazione della Lega in Piazza Duomo. Vediamo, buongiorno, adesso facciamo arrivare il nuovo finto virus intestinale Europa giusto per l'estate, complimenti. Hai visto il gomblottista che ci scrive la mattina presto? E in effetti sta montando un po' di paura oggi sui quotidiani, PS, nuovo piano pandemico peggio di Conte, abbattimento bestiame per un altro virus inoculato dal vaccino. Complimenti vivissimi al governo. Gomblottisti incazzati, adesso poi che hanno chiuso BioBlu, ragazzi miei, aspettano solo che chiudano anche Radio Libertà. È per questo che siamo qua a elemosinare, capito mi hai? Effettivamente Giannini ha sbagliato, doveva dire che un governo di destra che lavora peggio della sinistra va castrato del tutto, visto che è gay, ovvero sterile. Io non so con chi ce l'ha questo, però prendo le distanze, qualunque cosa abbia detto, non ho capito. E c'è anche un messaggio audio, provo, che adesso inizio a avere paura. Sentiamo, pronto? Sì? Boscione, Mimmo, senti una domanda, è venuto da te oggi, dovevi dire per i messaggi, ha sbagliato numero, lei va sbagliando per un lavoro, no, devi aver sbagliato numero, da qualche parte che tu vuoi andare, stai andando un po' per Macocca, ma guarda che secondo me è sbagliato, dove stai andando, ma che hai bisogno di un ragazzo, quello non bello guaglione a garbare.
Ma perché? Ma perché? Io dico, ma quale numero ha digitato sto signore? Vabbè, se non sono neanche usciti i sottotitoli, ragazzi miei, passiamo ad altro. Sammy, però anche voi avevate spinto per votare il Vannacci, e come no, ragazzi? Non pensavamo finisse così. Lui pensava, secondo me, che la Lega fosse più tosta, ma purtroppo per stare nel governo, quindi dovevamo essere più tosti. Ma io l'ho detto più volte, ragazzi miei, cioè essere più tosti significa essere Lega di lotta e di governo, cosa che noi stiamo facendo, e molte volte, lo sapete bene, poi qualcuno si alza dall'alto e ci fa segno che quella è l'uscita, ok? Quindi bisogna essere tosti, a differenza di Fratelli d'Italia e della Meloni. La Lega sicuramente lo è, ha più mani libere, ma quando sei al governo devi fare in modo che quell'ingranaggio che fa girare tutto quanto non faccia cadere la ruota, e quindi l'ingranaggio deve continuare a girare, ma lo modifichi pian piano, capito? È un lavoro stressante, quotidiano, che bisogna fare per cambiare, ed è il lavoro che fa la Lega da sempre, signori. Gli strappi li abbiamo già fatti, ve li ricordate? C'è stato bisogno, li abbiamo fatti. Fare uno strappo in questo momento sarebbe forse deleterio, anche perché i sondaggi, adesso ci arriviamo, dicono che è la sinistra in vantaggio, altrimenti Mattarella era pronto al governo tecnico di sinistra, appunto. E ancora sto leggendo i WhatsApp che arrivano al 34067096659. Ciao Sammy, diamanti è meglio che si interessi della sinistra, è una vita che certi giornaloni danno i partiti di governo in declino, ma lo sappiamo il motivo, i fatti però sono altro, ci scrive Mario. Buongiorno a chi mi saluta, certamente, buongiorno a chi mi invia appunto messaggi incomprensibili, ma io adesso sono su Repubblica, praticamente è la stessa cosa. Ci capiamo qualcosa di Repubblica? Boh, ma c'è un motivo per cui vi ci porto. Ritorniamo qua, che paura. Quando apro Repubblica c'è sempre un brivido. La visita di Rubio al Papa, dissensi dietro i sorrisi, tensioni su Cuba e Golfo, scrive a pagina 2 Repubblica. Un colloquio di 45 minuti non basta a ricucire gli strappi di Trump. La Santa Sede, lavorare instancabilmente per la pace. Poi il segretario di Stato USA annuncia nuove sanzioni all'isola di Cuba. E io immagino, meno male che non ci sono domani in radio, che cosa scriveranno domani, visto che oggi Rubio parla con la Meloni. Il vertice di Meloni con l'inviato di Trump, focus su Libia e Libano. Nel frattempo Meloni ha fatto cose. Oggi la Premier vedrà Rubio per ricucire dopo lo strappo di qua, strappo di là. Ieri bilaterali con Major, Tusk e Deinbet su energia e migranti. E infatti sull'argomento migranti pare che Major sia molto vicino a noi. Guarda, chi l'avrebbe mai detto? Giro, altro razzo su base UNIFIL, non ci sono feriti gravi, ormai non ci cazziamo più neanche, cosa vuoi fare? Pressing degli alleati su Roma, navi in partenza per lo stretto. Notizietta, Parigi e Londra chiedono di avvicinarsi a Hormuz, ma avviciniamoci, facciamo un girettino, una crocerina. Mercoledì l'annuncio alle Camere, poi servirà un altro voto del Parlamento. È un retroscena di Tommaso Ciriaco, ma c'è una ragione riservata e politicamente scivolosa dietro la decisione del governo di presentarsi all'inizio della prossima settimana in Commissione Esteri e Difesa delle Camere, affidando a Tajani e Crosetto un'informativa sulla crisi di Hormuz. Silenzio. È legata a una richiesta informale ma stringente arrivata negli ultimi giorni ai comandi militari di Roma agli alleati, ma discussa ovviamente anche dai vertici politici delle principali cancellerie europee. Gli stati maggiori di Parigi e Londra, che guidano la coalizione di volenterosi con l'obiettivo di organizzare una spedizione navale per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz, hanno sollecitato i colleghi delle principali capitali continentali, tra cui l'Italia, a mettere in moto la macchina.
Ci vediamo a Hormuz. Tanta ta ta. È un retroscena che scrive solo Repubblica. Vedi, è il motivo per cui io sono oggi su Repubblica. Mi state scrivendo epiteti di ogni tipo, ma c'è l'allarme antivirus. Così lo mette Repubblica, e che altri giornali non di sinistra scrivono qualcos'altro. Allarme antivirus, pagina 14 di Repubblica. L'OMS rassicura, non è come il Covid. 3 morti e 8 infettati dal contagio in crociera. Grave il medico di bordo. Domenica l'attracco della nave alle Canarie. Non parlano neanche di vaccino qui, mentre lo sapete, il vaccino è quasi pronto. Tanta da da. E lo so, quando dico vaccini tutti alzano il sopracciglio, Lo fareste voi un vaccino per l'antivirus? 34067096659. Buono vaccino, buona compra vaccino. Buona. Bene, anzi male, sono arrivato a pagina 16. Allora, prima del motivo principale per cui sono su Repubblica oggi, altri motivi per cui sono qua, capito? Basta così, ho letto tutto. Ilvo Diamanti, il sondaggio di Ilvo Diamanti, santa polenta, ma perché devo fare la rassegna stampa? Non potevo fare un programma di cucina e tutto un magna 24 ore su 24, testa a testa tra le coalizioni. È già gentile, però, effetto Vannacci sulla destra. Quindi, a differenza di altri giornali che dicono spudoratamente che la sinistra ha superato la destra, qui Ilvo Diamanti dice testa a testa tra le coalizioni, in calo tutti i partiti della maggioranza. Forza Italia sorpassa d'un soffio la Lega e il generale traditore, cresce ancora. Futuro Nazionale al 4%. Pompa il Futuro Nazionale, ragazzi. Pare che sia pompato non poco, chiaramente, ed è la sinistra che pompa, cioè la pompa ce l'ha proprio in mano e lo sta gonfiando questo generale Vannacci traditore. È chiaro che a loro fa comodo una roba del genere. Anche a noi comunque piace sta cosa, lo amiamo. Noi, come ogni innamorato tradito, siamo ancora innamorati del generale Vannacci, anche se mi fai ancora, mi riprendi un attimo? Cosa sto facendo? Le corna, ok? Anche se ci ha fatto lo amiamo, soprattutto se dice le stesse cose che dice la Lega e che la Lega magari ha detto anche 10-15 anni fa. Lui pensava alla guerra 10-15 anni fa e quindi non seguiva la Lega, però noi vecchi della Lega ci bussiamo sul crapone e diciamo generà, ste robe le diciamo da una vita, capito? Sei arrivato un po' tardi, però giustamente i giovani non lo sanno e quindi magari esprimono questo voto. Noi, ripeto, lo amiamo, soprattutto se resta nel centrodestra possibilmente. Fatto sta che il paginone sul sondaggio di Ilvo Diamanti chiarisce che siamo in bilico e ma il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, pur confermandosi davanti agli altri, è in lieve calo. Si attesta infatti al 28,6. La seconda forza politica resta il Partito Democratico, che si ferma al 21,5, mentre gli altri partiti inseguono a distanza ancora più ampia. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13%, Forza Italia all'8%, mentre la Lega scivola sotto l'8% e Alleanza Verdi Sinistra sotto il 6%. È interessante osservare come Futuro Nazionale, il partito fondato di recente da Roberto Vannacci, lo state pagando voi, faccia il suo esordio sulla scena politica con il 4%, scrive Ilvo Diamanti su Repubblica. Un risultato significativo non solo perché si pone davanti ad altre formazioni con una storia più lunga e consolidata come Azione, Italia Viva, più Europa, ma soprattutto perché sottrae consensi ad altri partiti. E chiaramente la sinistra ride. Ok, mi fermo qua perché non voglio rovinarvi la giornata. Comunque c'è un paginone sul quotidiano Repubblica. Giro ancora e cosa vedo a pagina 18?
Siete in radiovisione? Mi state guardando? È un retroscena, ve lo dico subito, è un retroscena, però, visto chi c'è di mezzo, e lo amiamo, altro che Vannacci il traditore, questo lo amiamo davvero e penso che sia la carta segreta mica tanto che la Lega potrebbe estrarre da un momento all'altro. Zaia, Luca Zaia, signori, il retroscena di Lorenzo De Cicco dice che c'è stato un incontro segreto di Zaia con... Mi piace mettervi quest'ansia, dice, diccelo, Sammy Varin, lo scrive solo Repubblica, nessun altro osa tanto, con Marina Berlusconi. Intesa sui temi liberali, faccia a faccia all'insaputa di Salvini a casa della presidente Fini. Se vedevamo gente davanti e indietro, e poi andavano a Mediaset e poi tornavano. Nel casino è passato anche Zaia. Si è parlato anche di progetti editoriali, virgolettato chissà di chi. Che ci faceva Luca Zaia, campione del leghismo al nord, a casa di Marina Berlusconi, custode dell'eredità politica del papà e dunque sempre più interventista sulla linea di Forza Italia? È il rovello che accende maggioranza e governo da un paio di giorni, da quando la notizia del faccia a faccia, che avrebbe dovuto restare riservato, tanto che Matteo Salvini non era nemmeno stato avvisato, ha invece cominciato a trapelare, formidabile humus dei chiacchiericci in transatlantico tra i politici del centrodestra. Nei corridoi del palazzo si affastellano allora suggestioni, teorie disparate, qualche perfidia. La tesi più ricorrente: vuoi vedere che l'ex Doge, oltre 200.000 preferenze solo in Veneto e alle ultime regionali, si è scocciato di restare in panchina nel carroccio a trazione sovranista salviniana? Siamo su Repubblica, ve lo ricordo. Nell'inner circle dell'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, i più smentiscono traslochi, almeno per ora. C'è Zaia che passa a Forza Italia, e in futuro è fantascienza immaginare Zaia dentro Forza Italia? La risposta, detta sottovoce, è il vecchio adagio: in politica mai dire mai. Chiaramente io propongo un autoerotismo ormai collaudato ascoltando la mia rassegna stampa. Siete pronti? Oh, tutti, mica solo noi uomini. 1, 2, 3, vai! Perfetto, bravissimi. Mi sono fermato. Mettiamola ai voti. Se volete che prosegua a leggervi questo articolo, o se giustamente vedete che anch'io non ho, la mia voce si rifiuta di andare avanti, se è meglio che passo ad altro. Mi state già mandando degli strani oggetti, quindi passo ad altro. Però ne parla oggi Repubblica, che Zaia, siccome non è stato investito in nessuna carica importante, se n'è andato Vannacci, è rimasto libero il posto di vice segretario federale, qualcuno si aspettava che Zaia fosse... Io sinceramente mi aspetto forse qualcosina di più ancora, però ragazzi, è un mio pensiero personale. Zaia è lì, mi raccomando, che non, se lo vediamo ancora un'altra volta ad Arcore, insomma, lo chiedo a mio padre che bazzica da quelle se vedi Zaia, papà Piero, fammi sapere. Giro di nuovo pagina 21, sarà meglio. Giulie Kiev contro Salvini, atteso oggi al padiglione russo. Non solo Salvini, chiaramente, ci siamo un po' tutti quanti al padiglione russo, un po' di vodka, tette fuori, Pussy Riot, l'ambasciatrice ucraina, grave che il vice premier legittimi Mosca, dicendo che andrà a visitare tutti gli stand, anche quello di Mosca. Le critiche del ministro della cultura, l'ultimatum dell'Unione Europea. Ragazzi, oggi su tutti i quotidiani c'è ancora polemica su questa biennale. Governo e centrodestra in frantumi, scrive Giampaolo Visetti da Venezia su Repubblica. Ultimatum europeo, Venezia scossa dalle proteste, Roma
esposta all'imbarazzo internazionale. La Biennale apre domani, il caos regna già. L'ultimo innesco, la ringa contro l'Europa e democrazia del presidente Pietrangelo Buttafuoco. Per difendere il suo via libera al padiglione russo ha usato l'invito agli artisti ad essere liberi e audaci, quello che aveva fatto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto in un contesto del tutto diverso. Come ha usato, ragazzi. Risultato? La riesplosione dello scontro con il ministro della cultura Alessandro Giuli interna a Fratelli d'Italia e di questo con il vice premier Matteo Salvini. Il leghista sfida la comunità internazionale e annuncia per oggi la sua visita a tutti i padiglioni, nessuno escluso, ha detto Salvini, compreso il russo, in tempo prima che chiuda. Ragazzi, mi fermo, però va avanti, ragazzi, va avanti. Chiaramente ci vediamo tutti al padiglione russo della Biennale quando esco di qua, dove pensate che vada. Oggi Repubblica è bella potente, ma noi l'amiamo così tanto che la chiudiamo e passiamo da altre parti. Però dai, insomma, c'è stato un po' di pathos, avete sofferto con me. Se Zaia che va a Forza Italia, secondo Ciriaco, ridiamo, ma facciamo un altro autorotismo, altra seduta, un film porno. La tua rassegna stampa è un film porno, Sammy Varin. Andiamo da altre parti, d'accordo. Sto per passare sul quotidiano Il Giornale. Terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione, titolo principale. Sotto, caso Minetti, una bufala, Grazia, tutto regolare. In alto a destra, Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, e noi questo ulivo lo vogliamo. E sul Giornale ci sono tanti riquadretti in prima pagina, uno dedicato a Giannini. Giannini offende i disabili, l'ipocrisia dei corretti, articolo di Paolo Guzzanti e Pasquale Napolitano a pagina 13. Altro richiamo in prima pagina sugli alpini, raduno tra gli insulti, e a scrivere questa volta è niente poco di meno che Fausto Biloslavo. Ci sono tanti buoni motivi oggi per uscire di casa e, se siete già in giro per lavoro, fermarvi e comprare il quotidiano Il Giornale, €1,50. Ma il motivo per cui lo comprerei io ce l'ho già, ce l'ho qua, è la pagina 11. Lo sapete, vado a cercare la notizia che non c'è solitamente, perché le altre le sentite trite e ritrite su tutti i quotidiani, su tutte le rassegne stampa, su tutti i telegiornali. Siamo a pagina 11 del Giornale. Alberto Bellotto ci parla del nodo sicurezza e la chiama emergenza. L'Unione Europea è un'incubatrice di terroristi. Trump allerta anche l'Italia. Quante volte l'abbiamo detto? Noi qui li alleviamo e li trattiamo bene, li diamo da mangiare, da bere, un lavoretto, li facciamo fare, anche se sono clandestini, qualche corso per imparare a sciare, a nuotare soprattutto, perché sti clandestini che non sanno nuotare è una vergogna. Sto ridendo, nel dramma sto ridendo, e poi per fortuna se ne vanno fuori dalle palle, quindi okay. Se devono uccidere, ammazzare, esplodere, assassinare, vanno da altre parti. Qui in Italia c'è andata quasi sempre bene sta cosa qua, gli facciamo le moschee, adesso li candidiamo anche, perché è giusto che se non li fai entrare un po' in politica, eccetera. Unione Europea incubatrice di terroristi. Un rapporto statunitense accusa islamisti, estremisti di sinistra e gang straniere, gli stessi che minacciano il nostro paese. In questo quadro si sovrappongono diverse matrici di rischio, dai Propal ad Askatasuna, dai filo Hamas agli anarchici per Cospito. Quindi c'è questo legame.
E l'Europa non può dirsi al sicuro. Il rischio terrorismo resta oltre il livello di guardia. Per gli Stati Uniti il vecchio continente è un incubatore di minacce terroristiche. La nota inquietante si trova in un dossier pubblicato dalla Casa Bianca dal titolo Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo, un documento in cui la Casa Bianca spiega quali sono le minacce che incombono e qual è il ruolo chiave dell'Europa in questo scenario. Un contesto nel quale l'Italia dimostra di essere un laboratorio in cui le istanze islamiste, sentite qua, si uniscono alle rivendicazioni delle frange antagoniste sullo sfondo di un ritorno della minaccia anarchica, ok? Narcoterroristi, terroristi islamici, estremisti di sinistra, inclusi anarchici e movimenti antifa. Roba buona, ragazzi. È un allarme da non prendere sotto gamba, ragazzi. Noi ne parliamo da anni, forse anche di più, da decenni. Oggi ne parla solo il quotidiano Il Giornale, a pagina 11, da non prendere sotto gamba. E naturalmente chiedo a voi un parere al 340-6709-659. Attenzione, c'è la pausa, ma tra poco ritorno sul Giornale, perché oggi è una miniera d'oro. Fischietti delle femministe contro la sfilata degli alpini, e non soltanto, c'è addirittura chi chiude la chiesa perché arrivano gli alpini, e poi la bufera contro Giannini per le offese ai disabili, e c'è il trafiletto della ministra Locatelli. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io sono i gesti che non vorrei fare,
gli umori che non vorrei avere, ma a volte la vita non ti permette di scegliere. Io sono le carezze che vorrei ricevere, i silenzi in uno sguardo incomprensibile. Sono la forza che ho di vivere contro la solitudine. La strada è lunga ed io dovrò lottare, ma capirai che riesco ad amare a modo mio. Fra le tue braccia riuscirò a sognare con i miei occhi dentro la tua pazienza e ti ringrazierò per sapermi far volare e ti ringrazierò per sapermi far sorridere e ti ringrazierò. Io sono il riflesso di un'anima che cerca la tua protezione. Sono un angelo e le mie ali sono le mie mani. Tu prendile fra le tue, stringile in quest'amore indissolubile. Ci saranno nuovi cieli da poter dipingere. La strada è lunga ed io dovrò lottare, ma capirai che riesco ad amare. E ti ringrazierò per sapermi far volare e ti ringrazierò per sapermi far sorridere. Io sono la speranza di essere compreso, prigioniero in un vuoto che mi tiene in catene e ti ringrazierò per sapermi far volare e ti ringrazierò perché ti voglio bene. Lui che cammina, cammina. È un pezzo che fa pensare questo. Si chiama I bambini delle fate di Manuel Pia, noto chitarrista compositore sardo. Dedica questo pezzo al tema dell'autismo e prende il nome dell'omonimo associazione e si chiama proprio così, I bambini delle fate, e sostengono progetti per l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Trovate tutto quanto su internet. Manuel Pia, I bambini delle fate. E di disabilità parleremo tra pochissimo, ok? Non prima di aver letto qualche whatsappino che sta arrivando al 340-6709-659 a commento della rassegna stampa. L'Unione Europea distrugge tutto ciò che tocca, abbandonarla è un dovere, ci scrivono i fan di Francesca Donato. E ancora, allora se non si può cambiare niente, se è sempre la sinistra a governare anche quando c'è la destra al governo per continuare a disgregare la società, cosa bisogna fare? Un colpo di Stato per azzerare questa classe politica? Non c'è rimasto altro per cambiare la vita di questa nazione? Qui non fanno funzionare più niente, né la giustizia, né la sicurezza dei cittadini, né la sanità, né la scuola, niente. Non si andrà avanti ancora per molto così. Sì, fa un po' arrabbiare sta roba, cioè c'è la destra al governo ed è come se governasse la sinistra. Però la colpa non è mai dei politici, ma la danno ai cittadini. Sono al governo e non cambiano le leggi sbagliate.
sbagliate che danneggiano la società. Ma veramente ci proviamo a cambiarle? Il problema è che poi i risultati come mai? Queste sono le pulcine che Semivarin vi mette nell'orecchio e che spero vi risveglino e che magari questo laboratorio politico quotidiano che è Radio Libertà possa servire anche a portare questi messaggi alla politica. Ancora WhatsApp 340670969. Sammy, se Zaia dovesse veramente entrare in Forza Italia, speriamo di no, c'è un retroscena oggi su Repubblica, riusciresti a dargli del traditore? E qui anche altri mi stanno mettendo: Zaia incontro segreto con Marina Berlusconi, intesa sui temi liberali, buttiamo fuori questo pagliaccio, che si faccia un partito, con lui in Veneto solo città di sinistra e stazioni alle bestie. Cortesemente potete chiederlo a Carlo Cambi di raccontare agli italiani chi è Antonino Mattarella, tutti conoscono solo Piersanti o l'altro Mattia da Padova. Cosa hai mangiato o bevuto ieri sera? Fatto sta, signori, Zaia è uno dei personaggi, penso che al momento sarebbe una carta vincente per il centrodestra, per la Lega. Speriamo chiaramente che Repubblica si sia sognata di notte questo incontro con Marina Berlusconi, o se c'è stato, uno non può incontrare quello che vuole, ma per favore. Siamo sul quotidiano Il Giornale, a proposito, i fischietti delle femministe contro la sfilata degli alpini, sinistra scorretta, scrive oggi a pagina 12 il quotidiano Il Giornale. Il linciaggio a Genova contro la dunata delle penne nere, siete assassini e molestatori, e la sindaca Salis dice polemica pretestuosa. Fatto sta che ieri mattina sono comparsi anche dei manifesti con scritto meno alpini più gattini, che non è male se sappiamo i gattini di Rossini in apertura di rassegna stampa. E poi non c'è festa se c'è chi molesta, con tanto di QR code da inquadrare per denunciare ipotetici problemi. Mi fermo, ragazzi, ma gli appini, pensate, scrive Fausto Biloslavo, per la prima volta non potranno sfilare la donata nazionale con i muli, simbolo iconico delle penne nere, la punta dell'iceberg di una serie di attacchi con volantini, manifesti, scritte ingiuriose contro la donata nella Genova di Silvia Salis, che ha però condannato la Salis ogni tipo di violenza, ogni polemica pretestuosa. Il raduno annuale numero 97 inizia oggi e si attendono 400.000 alpini con i loro familiari che sfileranno domenica, e li salutiamo, gli alpini che stanno ascoltando Radio Libertà, direzione Genova, senza muli. 4 in realtà, che sono sempre presenti con il reparto salmerie. È stata vietata la partecipazione, il rischio sarebbe il sequestro degli animali del camion e pesanti sanzioni. Si legge su un post alpino con scritto in grande: vergognoso. Qua mi fermo, ma c'è un paginone con Biloslavo oggi sul quotidiano Il Giornale, anche su altri giornali, dicendo anche altre cose. Ecco, intanto si intervista Giorgio Battisti, il generale, che dice: è un insulto per noi, siamo nel mirino delle frange estreme, i molestatori ci sono nelle città ma non sono alpini. Giorgio Battisti è un veterano degli alpini, generale in congedo, sfilerà a Genova e non ha peli sulla lingua. Per la prima volta nella storia delle adunate sono stati vietati i muli. Cosa succede? È un'esplosione di attacchi preventivi contro la dunata con delle motivazioni assurde. Ho letto di volantini distribuiti anche nelle scuole superiori che bollano gli alpini come assassini, oppure vengono tacciati di essere molestatori. C'è un disegno che mira a colpire gli alpini da parte di una certa frangia estremista. Qua mi fermo, ragazzi, ma intervistona da leggere per far capire come si sta spostando anche una certa informazione, mai come quella di alcuni come Giannini.
pagina 13 del quotidiano Il Giornale, ma su tutti i quotidiani con riquadroni, riquadretti, lo scivolone, lo chiama Il Giornale, anche se poi Giannini non ha chiesto scusa a nessuno, semplicemente è come se ci avesse dato degli ignoranti a noi che non abbiamo capito quello che voleva dire, perché lui conosce benissimo la disabilità, anche ne ha in famiglia, e quindi siamo noi che non abbiamo capito, e siamo noi forse che dobbiamo chiedere scusa a Giannini, perché su tutti i social, ragazzi, ne abbiamo scritte di cotte e di crude. Bufera contro Giannini per le offese ai disabili. Scivolone. Giannini ha detto, non avrebbe, ha detto, perché è virgolettato, c'è l'audio, ve lo faccio risentire: governo inutile come un anziano su una sedia a rotelle, poi le scuse maldestre, chiama le scuse. E allora risentiamo questo audio che potete pescare tranquillamente su qualunque social di centrodestra e naturalmente soprattutto della Lega. Chiaramente lui ha detto cose, noi abbiamo capito male e ci dispiace di aver capito male. La colpa è nostra. Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100-110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che è vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo. A me fa schifo l'applauso, t'ho detto, l'applauso, soprattutto perché molti di questi applausi, io non capisco niente di televisione, ma forse l'avete capito anche voi, sono finti, cioè tira sul cursore e fanno sentire gli applausi, però è un mio pensiero. Fatto sta bufera su Giannini, che però appunto ha detto che abbiamo capito tutti quanti male, e in questo caso sul quotidiano Il Giornale, che spiega che cos'è successo, un'uscita infelice nel giorno in cui si celebravano i funerali di Alex Zanardi, poi l'intervista al ministro Locatelli. È stato un delirio di onnipotenza privo di rispetto. Ora, io non lo so se avete mai guardato queste trasmissioni sulla 7 di martedì e similari, sempre verso le 8:30, l'orario in cui su Rete 4 c'è quell'altra trasmissione. Noi di solito guardiamo quell'altra, che comunque è un covo di comunisti molto simile, però se la cantano e se la ridono, ma ridono proprio di gusto contro il governo ogni sera. Però è giusto e si chiama democrazia anche questa cosa. Chiaro che a volte ci vanno giù un pochino pesanti. È stato un delirio di onnipotenza privo di rispetto. Il duro commento della ministra per la disabilità Alessandra Locatelli alle parole di Massimo Giannini. Delirio di onnipotenza. Purtroppo ci sono ancora troppe persone che in maniera spontanea e quasi naturale si esprimono con pregiudizi e preconcetti nei confronti delle persone con disabilità. Un'offesa gravissima pensare poi giudicare come inutile la vita di un'altra persona. Mi sembra un delirio di onnipotenza, di superficialità, di mancanza di rispetto. Questa uscita è un frutto del clima di odio che viviamo contro il governo Meloni, gli chiede Il Giornale alla Locatelli, ma io parlerei piuttosto di una grande superficialità e di banalizzazione. Succede troppo spesso. Manca un anno al voto. Quali le priorità e progetti in cantiere? Dice la Locatelli, che è la ministra della disabilità, la piena implementazione della riforma sulla disabilità, che semplifica e sburocratizza e introduce il progetto di vita, permettendo di superare le frammentazioni nelle risposte sanitarie. Poi il riconoscimento dei caregiver familiari. Dopo 10 anni in cui oltre 30 proposte di legge sono naufragate, finalmente abbiamo una norma a tutele differenziate che ha iniziato il suo iter parlamentare e che permetterà di dare dignità a tutte le persone che amano e curano i propri cari. Abbiamo appena stanziato 25 milioni di euro per sostenere il lavoro dei giovani con disabilità e penso che sul tema del lavoro la direzione sia chiara. Dobbiamo dare opportunità e rafforzare gli strumenti a disposizione per promuovere l'autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, civile, politica, ricreativa e anche economica
del nostro paese. Così la Locatelli, intervistata a pagina 13 del giornale, sulla bufera contro Giannini per le offese ai disabili. E chiaramente io vi chiedo un parere al 340 67 09 659. Diciamo tanto in questi giorni, cosa facciamo? Candidiamo gli immigrati candidati sì, immigrati no. Qual è il messaggio che deve mandare in onda un immigrato che si candida per le elezioni? Deve essere vestito con hijab, velo, eccetera, se donna, e se uomo deve inneggiare ad Allah o anche no, E perché non candidare magari anche un disabile? Perché no? Punto di domanda. 340 6709 659. Tanto per fargliela Giannini, mica per altro. Antivirus, signori. Antivirus, salgono i contagi, scrive il giornale, e l'OMS che dice non è una pandemia. 8 casi, 5 confermati, informati 12 paesi di provenienza dei passeggeri sbarcati a Sant'Elena, il medico a bordo grave. È la famosa crociera Ondius e insomma, che succede? 2 ricoveri nei Paesi Bassi, una è la hostess che fece scendere la turista infetta poi morta dall'aereo in partenza per Johannesburg. Si prepara il vaccino, ok? Ma non è una pandemia, e se lo dice l'OMS c'è da fidarsi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Parto dal tema più dibattuto, il deficit. Il piano prevedeva per il 2025 un disavanzo al 3,3 del PIL. Questo dato è importante. Oggi certifichiamo un dato migliore, il deficit si attesta al 3,1. Questo significa che il percorso di rientro verso la soglia del 3% sta avvenendo più rapidamente del previsto. In 3 anni siamo passati dal rapporto deficit-PIL dell'8,1, quando si è insediato questo governo, al 3,1. Si tratta di una correzione molto significativa che testimonia un lavoro serio e responsabile sulla finanza pubblica. Ma perché è importante questo lavoro sulla finanza pubblica? Questi risultati positivi, raggiunti grazie al grande operato del ministro Giorgetti, ci ha riportato solidità e credibilità al nostro Paese. Non solo limitati al solo deficit, perché bisogna capire anche poi tutte le conseguenze di questo dato, ma con questa decisione storica Moody's ha promosso il rating sovrano dell'Italia dopo quasi un quarto di secolo. L'Italia ha chiuso il 2025 con un avanzo statale primario di circa 17 miliardi. Il nostro Paese, infatti, è l'unico dei G7 ad esserci riuscito, dopo il Covid, a riportare in attivo i propri conti pubblici prima del pagamento degli interessi. Nonostante questi dati, però, non siamo riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione. Ma al di là del dibattito che si è creato proprio attorno a questo numero, la cosa fondamentale ora per noi diventa fondamentale trovare le risorse per permetterci di far fronte all'aumento dei costi energetici. I nostri cittadini e le nostre imprese, infatti, non potrebbero mai capire perché il patto di stabilità è stato sospeso in 16 paesi europei per gli armamenti, ma non venga preso in considerazione lo stesso trattamento per i costi dell'energia. In questo momento, giustamente, l'Europa si preoccupa del tema della difesa, ma non riusciamo proprio a capire, non ci riusciamo, perché la Commissione europea non valuti allo stesso modo il problema di far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra in Medio Oriente. La nostra posizione è semplice: le spese indotte dal conflitto in Medio Oriente devono essere trattate allo stesso modo delle spese indotte dal conflitto in Ucraina. Noi questa disparità non possiamo accettarla.
Sarebbe imbarazzante l'idea di chiedere una deroga al patto di stabilità per finanziare le spese per la difesa e non per le spese a beneficio delle nostre imprese e famiglie per quanto riguarda l'energia. Sul tema della mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit, faccio un approfondimento. So bene che i colleghi dei 5 Stelle, non piace ricordarlo, lo abbiamo sentito anche prima il capogruppo che è intervenuto, ma il principale responsabile di questo buco è il super bonus, è una legge che è stata pensata e fatta male, solo a favore dei ceti medio-alti. Ricordo che fra tutte le case ristrutturate appena 500.000 abitazioni e anche di persone che avevano già in mente di ristrutturare. Questa è la conseguenza che oggi ci porta a non avere quelle disponibilità che tutti noi vorremmo per scuola, per la sanità e per abbassare i redditi dei nostri cittadini. Passo infatti anche alla pressione fiscale. Sentiamo che spesso sui giornali è aumentata la pressione fiscale. Ebbene, la pressione fiscale però è il rapporto tra entrate e PIL. Se le entrate crescono e il PIL rallenta, è naturale che questo rapporto aumenti, ma le maggiori entrate registrate, attenzione, non derivano da un aumento delle aliquote o dalle tasse pagate dai cittadini in più, ma da 2 fattori principali: il rafforzamento della lotta all'evasione e la crescita dell'occupazione. Nel 2025 il recupero dell'evasione ha raggiunto livelli record con circa 29 miliardi riscossi e allo stesso tempo il numero degli occupati ha superato i 24 milioni, mentre il tasso di disoccupazione è sceso. Più occupazione significa più contribuenti e quindi maggiori entrate. Parallelamente sono state destinate risorse significative alle famiglie, in particolare a quelle con redditi medio-bassi. Sì, questo governo di destra ha aiutato i cittadini con redditi medio-bassi. E tutti questi interventi hanno fatto sì, sono andati a contribuire al potere d'acquisto e a ridurre le disuguaglianze. Ricordo, oltre 42,5 miliardi sono ritornati nelle tasche dei nostri cittadini. Per quanto riguarda la sanità, i dati mostrano un incremento costante delle risorse. La spesa sanitaria passerà da circa 131 miliardi nel 2022 e oltre 151 miliardi nel 2027. E quindi è evidente che non vi sono tagli, ma un rafforzamento progressivo del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Questo governo ha dato 20 miliardi in più al sistema sanitario. La riduzione del rapporto tra spesa sanitaria e PIL rispetto agli anni della pandemia va letta infatti nel giusto contesto. Durante il Covid la spesa era aumentata in modo straordinario, mentre il PIL era crollato. Oggi il quadro è diverso e più equilibrato. Un ultimo tema, vorrei parlare della crescita. Partiamo dai dati macroeconomici e demografici pubblicati dall'Eurostat. Se qualcuno infatti crede che la crescita economica in questi anni sia stata guidata da competitività, investimenti e innovazione, si sbaglia di grosso. I principali fattori che hanno riguardato la crescita sono molto banalmente 2: la crescita della popolazione e quella dei consumi governativi. La crescita economica della Spagna, presa a modello dalle opposizioni e da altri big dell'euroarea, è dipesa da 2 fattori: aumento della popolazione e incremento dei consumi pubblici, ovvero 2 aspetti che sono cresciuti quasi ovunque tranne in Italia, dove il debito PIL è aumentato di appena 1,7 punti rispetto al 2019 e solo a causa degli interessi, dove il bilancio pubblico primario è tornato positivo già nel 2024, dove i consumi governativi sono aumentati molto meno che altrove e dove la popolazione è diminuita
in 5 anni dal 2020 al 2024 di ben 762.000 abitanti, mentre è aumentata in Germania e in Spagna e in Francia. Questi dati pubblicati dall'Eurostat sono fondamentali per farci capire che non c'è crescita senza aumento demografico. Questo è il punto chiave. Se vogliamo tornare a crescita, il problema demografico non è più rinviabile. E allora vorrei citare i dati di un organismo indipendente e severo come l'Ufficio parlamentare di bilancio, che per il solo 2024 ha stimato in oltre 16 miliardi i benefici diretti e indiretti derivati alle famiglie dalle misure di questo governo, ma anche quelli di uno studio pubblicato dal Journal of Economic Policy, in base al quale la spesa monetaria dello Stato italiano per le famiglie è arrivata a superare quella della Germania, della Spagna, della Svezia, degli Stati Uniti, della Francia e di quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. Si traduce in un aumento di reddito disponibile delle nostre famiglie. In conclusione, il documento di finanza pubblica evidenzia risultati importanti sul piano della stabilità dei conti, ma richiama anche le sfide che abbiamo di fronte: il costo dell'energia, il rafforzamento dei servizi pubblici e soprattutto il tema demografico. Sono sfide che richiedono responsabilità e è per questo che con la risoluzione chiediamo al governo di attivare le interlocuzioni per l'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'attivazione della clausola nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento dell'Unione Europea richiede il verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro. E cosa c'è di più eccezionale e fuori dal nostro controllo di uno shock dei prezzi energetici che impatta in modo disomogeneo e asimmetrico sui singoli Stati membri, in dipendenza del loro specifico mix di approvvigionamento energetico? Vede, Presidente, questi qua sono temi cari a noi della Lega e a tutto il centrodestra. Noi combatteremo perché il nostro obiettivo primario sono i nostri cittadini e nient'altro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi sento così piccola, come una bottiglia vuota a terra, in questa Milano deserta. Cammino, cammino e cammino, ma rimango sempre ferma e la gente mi calpesta. Che qui abbiamo tutti paura. Non sai io quanta ne ho avuta di chi ama e chi giura e poi ti lascia in una strada in mezzo al nulla, sott'acqua o in una stanza buia. Ma non tremo più, ma non tremo più. Dentro in punta di piedi in ogni stanza per non sentirmi di troppo. Hai mai pensato davvero, davvero di non essere al tuo posto? Mi sento fuori luogo, come un oceano dentro un bosco. Che qui abbiamo tutti paura. Non sai io quanta ne ho avuta di chi ama e chi giura e poi ti lascia se non prendi la strada giusta.
guardami, io non tremo più. No, non tremo più. No, non tremo più. Mi sento così piccola, come una moneta a terra, in questa città deserta. Bellissime le meditazioni della Gen Z. Piccola, lei è Valen e questo è il suo LP di debutto, una giovane cantautrice piacentina, Valentina Magistrati, che esplora ansie, insicurezze, fragilità tipiche della generazione Z, raccontate come in un diario segreto, un aiuto per quelle persone che devono combattere il senso di angoscia quando si pensa ai propri demoni interiori. Piccola di Valen, la trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube, con il buongiorno rinnovato a proposito di dolori, dolorini, doloretti, ansie varie. Signori, a volte prendere medicine è un po' esagerato, fa anche peggio, lì ci si divide. Sicuramente non fa male fare un colpo di telefono all'azienda Acerbis, che non produce soltanto l'olio extravergine di oliva più buono e genuino. Abbiamo con noi Miriam, buongiorno. Buongiorno Semi, buongiorno a tutti i cari ascoltatori della nostra radio. Sì, hai perfettamente ragione. Infatti io stamattina volevo parlarvi di quello che è un rimedio che sicuramente molti di voi conoscono, comunque ne hanno sentito parlare, chi soprattutto ha avuto la fortuna di avere i nonni in casa. E i nostri nonni sicuramente ci avranno raccontato che tanti anni fa, quando c'erano problematiche di stomaco e di digestione, si usavano le lumache. Le lumache perché si sapeva già da tantissimi anni che le lumache avessero una grandissima proprietà riparatoria e cicatrizzante. In questo caso io mi voglio rivolgere a tutte le persone che soffrono di problematiche di digestione, dalle più pesanti come reflusso o hanno magari le ulcere dello stomaco, ma anche tutte quelle persone che hanno un gonfiore dopo i pasti, una sensazione di nausea dopo i pasti, oppure quella che è una tosse stizzosa dopo i pasti. Potrebbero essere tutti sintomi legati alla cattiva digestione, soprattutto nei cambi di stagione. Molte persone non soffrono di queste problematiche durante l'anno, ma nei cambi di stagione sì. E sapete perché? Perché durante i cambi di stagione aumentano quelli che sono gli ormoni dello stress, che sono il cortisolo e l'adrenalina, che vanno a ripercuotersi anche sulla digestione. Infatti, quando siamo stressati, quando qualcosa non ci va, tutti noi diciamo: questa cosa mi sta sullo stomaco. Ecco, perché lo stomaco comunque è uno dei primi organi che hanno ripercussioni quando noi siamo stressati. Ed è per questo che io oggi voglio proporvi un prodotto assolutamente naturale. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca per la protezione delle mucose dello stomaco e dell'esofago. È proprio quello sciroppo che si assume quando si cominciano ad avere delle difficoltà di digestione, quando si fa fatica a digerire. Ecco, un cucchiaino, una mezz'oretta prima dei pasti del nostro GastroFree va a proteggere le mucose dello stomaco, va a dare un effetto cicatrizzante e riparatorio grazie all'effetto della bava di lumaca. Insieme alla bava di lumaca c'è l'estratto di altea, l'estratto di liquirizia e l'estratto di malva, proprio per andare a sfiammare le mucose dello stomaco e a coadiuvare questo effetto protettivo della bava di lumaca. Io oggi voglio farvi, come sempre, voglio riservare a voi un'offerta speciale. Volete provare un flacone del nostro gastro? Costa 24 euro. In questo caso pagate una piccola spesa di trasporto, oppure se avete già in nota l'olio o altri nostri prodotti, basta chiamare e fare un'aggiunta. Ma stamattina io vi faccio due offerte speciali, due.
Volete prenotare la confezione di 3 sciroppi? Per voi un prezzo speciale stamattina di 59 euro. Il trasporto, se dite che ascoltate Radio Libertà, non lo pagate, e in più vi do anche un altro omaggino se mi dite ascolto Radio Libertà. E c'è anche un'offerta specialissima, e qui non posso proprio dire il prezzo perché siamo proprio tiratissimi ed è un prezzo solo per voi stamattina, per chi soffre proprio di queste problematiche non solo nei cambi di stagione. C'è un'offerta speciale per 6 flaconi. Per sapere qual è questa offerta, chiamate lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, oppure andate a visitare il nostro sito olioacerbis.com, alla sezione integratori trovate questa offerta speciale per voi, 030 68 40 408. Io vi ringrazio te Sammy e tutti i nostri cari ascoltatori della radio. Grazie Miriam, buona giornata, buon fine settimana. Buona giornata, grazie, ciao. Ciao, proviamolo, questo sciroppo magari fa un po' impressione all'inizio, uno sciroppo alla bava di lumaca. Poi vai a leggere su internet e leggi che fa veramente bene, non soltanto per la tosse. È da provare, signori. Io l'ho provato e posso dirvi che sono ancora qui, non succede assolutamente nulla se non cose buone senza utilizzare farmaci. Buongiorno signore e signori, c'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Wow, quanti messaggini al 340 6709 659. Per cosa siete arrabbiati? Vediamo. Ma cosa fumano di strano le femministe di Genova da scambiare gli alpini per delinquenti immigrati, da chiudere le chiese addirittura? Su alcuni quotidiani oggi si racconta. Per me Zaia ha incontrato la Marina per dirgli: hai trasformato Rete 4 peggio di Rai 3. Questo è vero. Giannini è un fallito. Vedi la direzione della Stampa a Ballarò che non lo guardava nemmeno il suo cane e i suoi articoli su Repubblica. È un suo pensiero. Se Zaia va a Forza Italia, Vannacci vola. Mi fai sentire la canzone di Alessandro Bono, Oh Gesù Cristo, ritorna. Na 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 na. Te l'ho cantata io, d'accordo? Ah, ecco tutti i cartelli degli alpini. Guarda, facciamoli vedere, eccoli qua. Attenzione, alpini molestatori in città. Che schifo, ragazzi miei, alpini e militari molesti e seriali. Ma questi sono davvero malati, ragazzi miei, io non so chi sia stato a uccidere Chiara, ma mi ricordo delle balle che ha raccontato Stasi, mi ricordo delle scarpe coi pallini fotografate a Londra che Stasi ha buttato via, i pedali della bicicletta sporchi di sangue che ha giustificato come mestruo di Chiara, ma va, il suo comportamento inconcepibile dopo aver visto la mattanza. E chi racconta le balle? Per me ha dormito con Chiara quella notte, poi la Cattaneo non mi piace per niente, ha fatto anche errori in passato, non è la Bibbia. Qui tutti dicono che hanno fiducia nella giustizia, io no. I giudici fanno errori su errori e non gliene frega niente. Così in crociera non ci va più nessuno. Cambiando argomento, ma le vediamo in questi giorni tante pubblicità delle crociere, che io la prima cosa che ho pensato a dire, sì, ma con quale cherosene? Cioè ti dico che porta cherosene da casa, ma se c'è l'aumento della popolazione, perché si lamentano della denatalità? Ma chi vanno tutti questi soldi elargiti alle famiglie? Che famiglie sono? Di che etnia? Che sono tutte queste domande? E poi c'è un messaggio di 3 minuti, c'ho quasi paura. Simone, dici di mandarlo? No, dice, ma è qualche collega che ci dice qualche cosa di interno, eccetera. Sì, hai ragione. E ritorno in rassegna stampa perché, ragazzi, sono sul quotidiano Il Tempo, abbiamo lasciato il quotidiano Il Giornale, anche lui ci ha portato argomentazioni che non sono le solite, ripeto, che trovate su tutti i giornali, telegiornali quest'oggi. La mia rassegna stampa fa così: vi dico qualche cosa in più
di quello che sono le notizie. Non è che non ve le dico le notizie importanti, vi dico qualcosa in più. Allora, abbiamo detto il titolo principale del Tempo è Pacemaker, e quindi Peacemaker, piace, facciamo la pace, certo, ma subito io vi porto a pagina 4, perché anche a pagina 4 del quotidiano Il Tempo si parla della frase shock sui disabili. È bufera su Giannini, la pietà selettiva dei buoni. Guarda che fa paura questa cosa, anche perché abbiamo capito ormai l'eutanasia, le Chia du Pass, ci sono delle situazioni pazzesche quando uno sta morendo e tu sei lì che aspetti la sua morte, una delle cose più terribili. Non si dovrebbe neanche parlare in radio di queste cose, però le veniamo a sapere, non si può non riconoscere che sono momenti terribili e normalmente ci dovrebbe essere una pietas che dice, beh, gli diamo un po' più di morfina e lo lasciamo andare. Oh, è un mio parere personale, non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, non voglio ammazzare gente, però l'eutanasia forse si sta già facendo, a volte non si fa, o a volte si fa inutilmente. Avete sentito quella che era psicologicamente provata per la morte della figlia e che ha voluto morire semplicemente perché era psicologicamente provata. Boh. Vabbè, adesso si cominciano anche a dire che i disabili su sedia a rotelle, ma cosa vivono a fare? Come il governo della Meloni, no? Sei un disabile, sei come il governo della Meloni. Che è anche un complimento, va detto da Giannini in quel modo, ci ha fatto un po' impressione. Il giornalista di Repubblica alla 7, parlando del governo, ha detto: se passi gli ultimi 20 anni della vita su una sedia a rotelle è inutile vivere così tanto. La ministra Locatelli oggi su tutti i quotidiani dice parole vergognose, ne parla anche il quotidiano Il Tempo a pagina 4. Giro la pagina, ma c'è un doppio paginone interessante oggi sul quotidiano Il Tempo. A pagina 5, fango su Durigon. Durigon, importante esponente della Lega, ex sindacalista, vice segretario, rinviati a giudizio i giornalisti di Fanpage. La procura dispone il processo per il reportage sui fondi all'UGL. Il sottosegretario dice: dietro un falso scoop c'è sempre una persona. E qui mi vengono in mente i vari dossieraggi sulla Lega, ragazzi. Noi siamo campioni di dossieraggi, ce ne hanno fatte di cotte e di crude. Alle 11 sentiremo il deputato della Lega Alberto Di Ruba, che è diventato deputato da pochissimo, è stato eletto nell'appuntamento lo scorso marzo con le elezioni suppletive al posto di Stefani, che è diventato governatore del Veneto. Non solo lui, signori, ma tutti coloro praticamente che lavorano in Lega sono stati oggetto di dossieraggio. Ciò vuol dire andare illecitamente a cercare notizie per sputtanare quella persona, ok? Vabbè, non sarà questo il caso? Tuttavia se ne parla oggi su vari quotidiani e i giornalisti di Fanpage ci sono andati di mezzo. Sottosegretario al lavoro, vice segretario della Lega, Durigon. In taglio basso, altra notizietta bella che abbiamo già dato in anteprima qualche giorno fa e che riguarda Lucano. Lucano lo amiamo certamente, ma soprattutto è amatissimo da una certa sinistra, molto sinistra, che l'ha fatto eleggere prima sindaco di Riace e poi addirittura europarlamentare con la Salis. Non se ne accorge nessuno che è europarlamentare. Mentre a Riace è ufficiale, finisce l'era di Mimmo Lucano. Da oggi la fascia tricolore passa al vice. Arriva la comunicazione della Corte d'Appello sulla sua decadenza, che parla di
abuso dei poteri e violazione dei doveri, i falsi modelli, così scrive oggi il quotidiano Il Tempo, perché c'era il famoso modello Riace. Si chiude quindi il capitolo lucano. L'europarlamentare da questa mattina non sarà più sindaco della sua Riace, ovvero il comune calabrese che doveva essere eccellenza per quanto concerne l'accoglienza. La prefetta di Reggio Calabria lo sospende dalla funzione di primo cittadino. Qua mi fermo, ma c'è un intero paginone su questo argomento solo sul quotidiano Il Tempo, che poi fa paura perché chiaramente si occupa di Roma e nel panino romano si parla di droga capitale, un'inchiesta che prosegue, e si intervista il tenente colonnello Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del RIS. Paura soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti, che sempre più spesso usano quelle sigarette elettroniche che si dice facciano meno male, gne. Attenzione, boom di cannabinoidi nelle sigarette elettriche. Nella capitale in aumento cocaina rosa e chetamina. Sigarette elettroniche, cocaina rosa, resine, coca cotta, fentanil, sostanze californiane. Il mondo delle droghe che vengono consumate nella capitale, e non solo, giorno dopo giorno si aggiornano, arrivando in città con canali dei narcos sempre diversi e che sul mercato si trasformano in venditori di morte. Ma quali sono le sostanze maggiormente consumate, sequestrate e analizzate? Tutta da leggere questa intervista, soprattutto se avete figli o nipoti. I concentrati di cannabis per gli apparecchi elettronici arrivano principalmente dalla California, dove sono legali, quindi lì si possono vendere. Da noi no, ma arrivano lo stesso tramite internet. Emergenza tossicodipendenza, in 12 mesi in cura 7.000 persone. Siamo sempre nel paginone romano del quotidiano Il Tempo, ma come che fossimo dietro casa nostra, sotto casa nostra. Andiamo sul quotidiano La Stampa. Vi dicevo un titolo un po' diverso che ci fa sperare ogni tanto. Conti, Bruxelles apre all'Italia, e io vado subito a pagina 2 del quotidiano La Stampa. Dombrovskis vede Giorgetti, e c'è un assist di Bruxelles sul fronte conti. Sull'uscita dalla procedura si prenderà una decisione in autunno, ma il deficit dovrà stare entro il 3% anche quest'anno e il prossimo. Insomma, scrive il corrispondente da Bruxelles della Stampa Marco Bresolin che c'è ancora uno spiraglio per l'uscita anticipata dalla procedura per disavanzi eccessivi già quest'anno. Il governo italiano ci crede e il ministro Giancarlo Giorgetti ne ha parlato lunedì con Dombrovskis, come rivela lo stesso commissario al quotidiano La Stampa. Direi che è una notizia e la dà soltanto il quotidiano La Stampa, che a pagina 3 fa parlare Antonio Patuelli, che chiede subito un piano per lo sviluppo UE. Stavolta la BCE non tarderà sui tassi. Il presidente Abi, debito comune per fare investimenti, avanti anche senza l'unanimità. Bisogna agire con più rapidità a livello UE anche con la cooperazione rafforzata. Il sistema bancario è solido, secondo BCE e Banca d'Italia, si favorisca l'unione dei risparmi e degli investimenti. Sull'intelligenza artificiale l'Europa è attivissima, non ci renderà schiavi, ma dovremo gestirla al meglio. Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Patuelli, intervistato quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Giro la pagina e a pagina 4 naturalmente la Pax Vaticana e subito dopo evitare le polemiche su Donald, ma Meloni prepara lo scudo europeo. Fatto sta che, sapete, oggi ci sarà l'incontro con il segretario di Stato americano incentrato sul Libano. Lo strappo con la Casa Bianca ha costretto Palazzo Chigi a un riposizionamento. Cosa si diranno? Con la Meloni quest'oggi non possiamo che essere qui trepidanti
sfidanti. Giro di nuovo la pagina 9, solo un riquadretto, ma è un qualcosa in divenire, sono quelle notizie, come si dice adesso, da confermare, no? Stiamo cercando la conferma. Voli no dell'Unione Europea ai rincari, niente aumenti sui biglietti già venduti, ma anche lo stop ai risarcimenti. L'Unione Europea interviene sui biglietti aerei e ai rincari legati all'aumento del prezzo dei carburanti e stabilisce che le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già venduti ai passeggeri appellandosi agli aumenti dei costi del carburante. La Commissione fisserà questo paletto nelle linee guida per il settore che saranno pubblicate oggi, quindi ancora non si sa niente. Il documento chiarisce alcune disposizioni sui trasporti nel contesto della crisi energetica per la guerra in Iran e la chiusura dello stretto. La Commissione ribadisce che una carenza locale di carburante può costituire una circostanza straordinaria che esonera le compagnie i risarcimenti per i voli cancellati, mentre il semplice aumento del prezzo del carburante non lo è. Inoltre, per i pacchetti vacanza, cosa che ci interessa di più, la Commissione ricorda la norma europea secondo cui l'organizzatore può aumentare il prezzo fino all'8% a causa del costo del carburante, ma deve informare il viaggiatore almeno 20 giorni prima. La Commissione non fa sconti sugli slot aeroportuali. Le compagnie potranno sì ridurre i decolli, ma entro certi limiti, pena una perdita dei diritti orari di decollo dagli scali. E qua mi fermo perché, ripeto, sono regole già in funzione, ma potrebbero arrivare delle novità proprio quest'oggi. La Stampa cerca di anticipare qualcosa, ma non anticipa niente. A pagina 16, se siete medici e se ogni tanto ci andate dal medico della mutua, tutto vostro. Il paginone a pagina 16 della Stampa si intitola Rivoluzione medici di famiglia. Pronta la riforma della sanità territoriale, camici bianchi scettici, ma le regioni dicono di sì. E ci sono qui gli argomenti. Si va dal rapporto contrattuale verso il passaggio al lavoro dipendente, la retribuzione, pagati per i risultati e non per gli assistiti, le nuove strutture, obbligo di servizio nelle case di comunità. Per saperne di più c'è poco da fare, oggi bisogna fare questo sforzo. Il quotidiano La Stampa. Attenzione a pagina 17, La Stampa oggi è l'unico quotidiano che parla effettivamente di vaccino in arrivo. Solo a dire questa parola stiamo diventando un po' allergici a sta cosa. Non ci sarà una pandemia di antivirus, parla l'immunologo premio Nobel Drew Weissman. Non ci sarà una pandemia di antivirus, il contagio è debole, ma tra 10 mesi arriva il vaccino. Così l'immunologo premio Nobel Kennedy Jr. è Novax perché faceva soldi attaccando le compagnie farmaceutiche. Dice cose in questa intervista sulla Stampa. Per prevenire le pandemie si investa in ricerca, ma oggi la politica non pensa al futuro. Negli ultimi 150 anni abbiamo avuto vari contagi globali, sono naturali nel nostro ambiente, ma non siamo preparati. Lavoriamo a vaccini che frenano il cancro quando emerge, colpendo le mutazioni genetiche che lo causano. In taglio basso, naturalmente, paura per la nave focolaio e caccia ai contatti dei passeggeri. 8 i contagi accertati, preoccupazione per un assistente di volo KLM con sintomi lievi. Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. Lo dice l'OMS, che osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico e che ha causato finora 3 decessi. Anche qui riquadrone sul quotidiano La Stampa. Giro in 3 minuti anche sul quotidiano La Verità. La procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, ma attenzione, in centropagina, vuoi che non lo metta La Verità, aiuto,
tornano alla carica i tifosi del virus. 8 casi sospetti e 3 morti sulla nave da crociera dirottata alle Canarie. L'OMS getta acqua sul fuoco, ma giornali e TV italiani suonano l'allarme e rispuntano Bassetti, Pregliasco, Burioni, in disaccordo tra loro. E questa direi che è una buona notizia. All'interno del quotidiano La Verità, prima gli italiani, per i giudici è reato. Le toghe scavalcano la politica sulla gestione dei migranti. La consulta boccia il Friuli Venezia Giulia sulle case popolari. Vivere qui non conta. Mentre per la Corte di Giustizia UE il criterio dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza è discriminante. Qualcuno diceva: voi che siete al governo non fate leggi? Le facciamo, ma poi guarda cosa succede. Ne parla solo il quotidiano La Verità, pagina 2, con Gianluigi Paragone. Per i magistrati tutti gli stranieri hanno diritto a un'abitazione. L'Europa da un lato frena sul welfare, dall'altro ci impone la sua visione. Paginone oggi sul quotidiano La Verità. A pagina 5, Fitto incontra i sindaci della Lega. Fondi UE troppo centralizzati. Parla l'eurodeputata Sardone. Si difendano l'autonomia dei territori e la sussidiarietà. Fabrizio Boschi. La politica di coesione europea scatena preoccupazioni e polemiche. Il vicepresidente della Commissione europea Fitto, responsabile per la politica di coesione e sviluppo regionale, intervenendo alla plenaria del Comitato europeo delle regioni, sostiene che in un mondo che è profondamente cambiato, anche la politica di coesione dell'Unione Europea deve evolversi. 186 programmi sono stati modificati, complessivamente sono stati riallocati investimenti per un totale di 34,6 miliardi di euro. L'europarlamentare vice segretario federale della Lega Silvia Sardone commenta: la protesta degli amministratori locali della Lega a Bruxelles rappresenta un segnale forte della battaglia che portiamo avanti per chiedere un netto cambio di rotta alla Commissione europea. Nel nostro confronto sui fondi di coesione con Fitto abbiamo esposto le nostre preoccupazioni, chiedendo di difendere la sussidiarietà e l'autonomia dei territori sulla gestione delle risorse. Fitto ha un passato da governatore e ministro per le regioni, quindi non potrà smentire la sua storia. Non possiamo lasciare che le politiche europee deludano fortemente le istanze di regioni e comuni. Noi vogliamo che i territori siano protagonisti della gestione delle risorse europee, dicendo no a una visione centralizzata che pone importanti freni allo sviluppo economico e alla qualità di vita dei cittadini. Qua mi fermo perché sono le 9:30, è arrivato il nostro direttore Sallusti, tra poco le sue trasmissioni, prima di tutto il suo editoriale, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 ritorna Sammy Varin e oggi tra gli ospiti avremo anche la cantante Arvenige. A più tardi.